È un Veneto contro la grande impresa che va sui giornali e spara sentenze, che dà del vile alla politica del governo e poi delocalizza. Confindustria scriveva oggi che parlare di ripresa è per molti versi improprio, quasi derisorio, che i danni sono commisurabili solo con quelli di una guerra. Per Confindustria lo scenario è dunque al ribasso e di fatto va a cancellare il presunto avvio di ripresa. Ma questa, dicevamo, è solo Confindustria. Però parlando con tanti miei colleghi imprenditori chiudono un 2013 non malvagio, non eccezionale ma non malvagio. Ci sono dei dati che danno una tendenza al miglioramento. Per coloro che fanno impresa nella Marca e nel Veneto, quello di Confindustria è il solito vecchio refrain: meglio andare oltre, meglio centrare il vero problema. La fascia che veramente sta soffrendo è quella dei lavoratori. Ed è lì che dovremmo veramente operare, più che cogliere le lamentele di Confindustria, che ormai è un monologo che siamo abituati. Dovremmo guardare ai nostri lavoratori dipendenti, a quella fascia d'artigiani che da tanto tempo arriva a fine mese ma con una difficoltà impensabile. Pensare ai lavoratori e ai piccoli imprenditori, quelli che davvero stanno pagando il prezzo più alto della crisi. Vediamo che con difficoltà arrivano degli aiuti alle imprese, soprattutto alle micro e alle piccole imprese, alle medie imprese, che sono queste che rifaranno partire l'economia, non certamente le imprese, le grandi imprese che vediamo che tutti i giorni sono sui giornali a chiedere cassa integrazione, a chiedere sostegno. Dalla grande industria oggi arrivavano critiche anche alla legge di stabilità, un'occasione mancata secondo l'associazione. Il Veneto e Treviso sono ancora contro. Che potessero fare scelte così coraggiose non c'era l'opportunità di poterle fare. La politica deve capire che deve dare dignità a queste imprese, deve dare dignità a questi lavoratori, deve dare una prospettiva a questi imprenditori, e lo ripeto, non mi sto ancora di dirlo, che non sono prenditori che prendono i finanziamenti e poi vanno all'estero a delocalizzare. Non c'è scampo, Confindustria qui oggi non passa il varco.